Polemiche ma anche plausi per l'iniziativa dell'assessora Tiziana Agostini che ha aperto la piscina della Bissuola alle donne musulmane, vietando invece l'ingresso agli uomini. Per la prima volta le donne di fede islamica hanno potuto nuotare nella piscina che è rimasta aperta dalle 9 alle 10:30 per permettere loro di fare il bagno indisturbate e lontane dagli sguardi maschili. C'è infatti anche chi si è commossa mettendo i piedi in acqua per la prima volta. Quello di domenica è stato solo il primo dei 3 appuntamenti pensati dal Comune e dall'UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, per facilitare l'integrazione delle donne di altre culture. Non sono mancate però le polemiche che arrivano dal centrodestra e non dalla Lega. Dario Bonda e Pier Giorgio Cortellazzo, che sono il capogruppo e il vice capogruppo di Forza Italia per il Veneto, hanno infatti annunciato una mozione di censura nei confronti del Comune di Venezia, contro l'iniziativa che giudicano sessuofobica. Il loro timore è che la struttura diventi un ghetto dove relegare la comunità femminile musulmana e che questo non sia il modo migliore per fare integrazione. Si corre anche il rischio, dicono, di mandare un messaggio sbagliato e appoggiare la parte più integralista dell'Islam e non il mondo più moderato che invece è quello presente in Veneto. Tiziana Agostini, ideatrice del progetto, pensa di farlo diventare un appuntamento fisso della domenica mattina. Per molte delle donne arrivate ieri in piscina si trattava di imparare a nuotare e nessuna ha usato il burkini, oltretutto un'invenzione di questi anni che nulla ha a che fare con la cultura musulmana.